Non ci sono state problematiche di rilievo tranne nel periodo di novembre quando c'è stata l'alluvione, insomma. Se non ci fosse stato il maltempo, il ponte della Priula sarebbe già riaperto. Ma comunque a distanza dal maggio 2018 è pur sempre un bel risultato ridarlo ai cittadini in poco più di un anno, completamente ristrutturato e con qualcosa in più, pur mantenendone storicamente inalterata l'architettura, da quando nel 1919 è stato ricostruito dopo le devastazioni della Grande Guerra. Adesso abbiamo un ponte, chiamiamolo della vittoria, un ponte che è della vittoria perché è il simbolo della vittoria della Prima Guerra Mondiale e anche il simbolo della vittoria rispetto a tante inesattezze. Lungo 430 metri, si regge su 20 arcate sostenute da 21 pile. L'intervento era divenuto improrogabile per l'erosione dell'alveo del fiume proprio alla base delle pile stesse. Un intervento, l'investimento da circa 9,3 milioni di euro, di cui 1,3 per la realizzazione della viabilità alternativa, ovvero il ponte Bailey, tra l'altro spazzato via proprio dall'alluvione del novembre scorso. Un'esperienza che non può non far riflettere guardando le arcate rinnovate, ma contemporaneamente ad un alveo del Piave che ha urgentemente bisogno di pulizia e manutenzione. Una pulizia più efficace dell'alveo penso che rientri in quello che il Genio andrà a fare nei prossimi mesi. Intanto dalle 11 la cerimonia ufficiale di riapertura alla presenza del governatore Zaia con il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli che ha confermato il suo arrivo, a dimostrare quanta attenzione ci sia anche da Roma per una delle opere strategiche della viabilità trevigiana e veneta. Soddisfazione da parte del sindaco Scarpa che ora guarda ad altri nodi della sua viabilità. Chiaramente la Pontebana e l'attraversamento della stessa all'interno di centro paese. Se fosse possibile pensare una viabilità alternativa a valle, libererebbe il centro paese del traffico.